Cosa è emerso di interessante il convegno di oggi a Legnaro? Beh, innanzitutto ritengo che la giornata di oggi sia una giornata molto interessante. Veneto Agricoltura ha il merito di aver tracciato una fotografia di quello che sono alcuni comparti del nostro mondo agricolo veneto, in particolare quello del mais, che è molto importante, quello del vitivinicolo e del biologico, ma anche facendo un quadro completo, un'analisi di come sta evolvendo l'andamento delle dimensioni aziendali e quello che è anche quello dell'occupazione. È una fotografia importante che serve anche per delineare quelle che possono essere le strategie future anche per noi associazioni di categoria, per capire come sta muovendo, quali comparti sono in crisi, quali comparti invece stanno andando bene e andare a programmare quelle che possono essere le politiche future in previsione anche di quello che saremo chiamati nella nuova programmazione agricola comunitaria che inizierà a breve. Si è parlato di nuova PAC, di alcune preoccupazioni, non solo di bilancio. Voi come la vedete? Beh, noi la vediamo nel senso che in maniera positiva, nel senso che è opportuno che ci sia una politica agricola comunitaria, che sia una politica agricola comunitaria vera, che sia una e non come qualcuno ha iniziato a pensare che ci possono essere diverse politiche agricole, cioè una per ogni nazione. Si andrebbe a perdere quello che è l'importanza di avere una visione dei diversi comparti, andando così a vedere come ottimizzare quello che, ad esempio, oggi abbiamo parlato del settore vitivinicolo, avere una visione d'insieme in Europa del settore vitivinicolo è sicuramente importante per poi andare a esportare verso i mercati extraeuropei, per cui è fondamentale mantenere un'unica politica agricola.